Amici Impellini, ci siamo per le parole di Spalletti, mi guardano. Ma se dalla camera passiamo direttamente al balconcino. Set, no, don't worry about it. Yeah, no, it's good, it's good. Allora, le parole di Spalletti, iscrivete al canale, salutate. Salutate. Salutate tutti gli astanti, non gli aslani, gli astanti. E parliamo un po' di queste parole di Spalletti perché è stato pungolato a quanto pare da Allegri, insomma Allegri ha detto che Spalletti è buffo. E insomma, vabbè, le solite schermaglie che ci possiamo aspettare da Allegri, che dice addirittura che la partita è fondamentale solo per noi. E no, amico mio, la partita è fondamentale per te. Ma andiamo con calma. Avete lasciato un like per la view? Dai, dai, i like, vi iscrivete al canale. Insomma, Spalletti comincia col dire che per Allegri conviene metterla su questo piano, ma i favoriti sono loro, e Spalletti lo dice bene, perché dice quando tu spendi una certa, che addirittura rincara la dose dicendo quando tu spendi certe cifre devi essere favorito per lo scudetto e per la Champions. Questa è la spallata vera di Spalletti che carico a Spallettone. Quindi devi essere bravo per la Champions e non è che puoi dirci che siamo favoriti noi. Buffo non so, dice lui, ma lui è più bravo di tutti, non io. Che Allegri dice pure lui è più bravo di tutti, no. E devi guardare il palmarès. E Spalletti dice io lo guardo come un grande maestro perché lui ha vinto più di tutti. Nessuno delle due squadre deve avere paura. Ragazzi, poi tra l'altro, detto tra noi, un applauso a Radio Kiss Kiss che non ha fatto la pubblicità. E lo facciamo. Meno applausi per il tenore delle domande, perché veramente una vigilia del genere, dove tu si potrebbe parlare di tantissime cose, veramente poca roba. Chi ha paura, le filosofie, vabbè, le filosofie di calcio sono due filosofie differenti. Spalletti ci ricorda che loro sono per il motto vincere è l'unica cosa che conta, quindi giocano solo per vincere. Noi siamo più anima e core, perché quando abbiamo vinto con Maradona abbiamo fatto vedere anche un bel calcio, di conseguenza ci abbiamo un po' nel DNA tutto questo, vedrà la Juve nel DNA, c'ha solo il vincere a tutti i costi. E io mi sono scritto contro ripartenze, che non è una cosa che ha detto Spalletti, che però si capisce e si intuisce da quando lui ci dice che loro lasciano un po' degli spazi. Se noi riguardiamo tutte le partite che loro hanno vinto 1-0 e delle occasioni le squadre avversarie lo hanno avuto, quindi loro ti lasciano degli spazi perché ti aspettano molto alti. Però quando vanno in ripartenza accompagnano con tanti uomini, ecco perché poi sono pericolosi, perché poi hanno la fisicità e la velocità per farlo. Però tu poi puoi fare la controripartenza se recuperi bene palla, quindi questa potrebbe essere un'occasione. E ci parla sempre Spalletti dell'equilibrio. È difficile fargli gol, è chiaro, perché si abbassano moltissimo. E poi qua dice una cosa Spalletti, io ho scritto occhio, ho fatto la cosa dell'occhio qua. Perché Spalletti dice qua a Napoli si parla ancora molto di Sarri e dice anche che però non ha vinto niente. Si parla meno di Benitez che qualche trofeo l'ha vinto. Allora, a me piace di più quella filosofia là del bel gioco. Attento Spalletti, te lo dico con un affetto incondizionato. Non si parlerà del Napoli di Spalletti se non si vince. Perché non è stata una rivoluzione calcistica di bellezza, di gioco mai visto, perché altrimenti torniamo un'altra volta a Vinicio. Allora, dato che Vinicio era lontano nel tempo, i più giovani hanno visto in Sarri un calcio bello, spumeggiante, ci siamo divertiti per quello e ci è piaciuto anche a prescindere dalle vittorie. Però è molto fresco il ricordo di Sarri, quindi non è che adesso noi cancelliamo il ricordo di Sarri a livello di bel gioco e ci ricordiamo il bel gioco di Spalletti. Tu sei chiamato a vincere e te lo dico con tutto l'affetto e la stima, perché se vinci diventi un eroe assoluto nella nostra città. Se non vinci ti lascia l'amaro in bocca, quel rammarico, perché non abbiamo mai avuto questo tipo di vantaggio sulla seconda, sulla terza e sulla quarta. Quindi lì ti consiglio perché noi siamo ossessionati da vincere, ha detto Spalletti, lui vuole fare impazzire questa città e per fare impazzire questa città ci devi far vincere una volta perché è passato troppo tempo, è passato troppo tempo.
l'autostima che si può aver perso dopo la scivolata con l'Inter, c'è ancora, Spalletti ci fa capire che c'è ancora. Si parla un po' di extracalcio, dice quando queste situazioni giudiziarie della Juventus potrebbero incidere sulle prestazioni proprio dei giocatori, e lui dice non si sa mai se incide, perché poi può essere pure che hai l'effetto opposto da parte dei giocatori che si mettono lì, pensano solo al campo e ottengono i risultati proprio per dimostrare noi siamo diversi da tutte queste schifezze che si fanno in società. E tante vere, dici, può essere pure che tutte queste vittorie consecutive sono venute per quello. Allontanare dagli stadi quelli che si vogliono picchiare, che non sono manco, non vanno nemmeno chiamati tifosi, che sono criminali e vanno allontanati dagli stadi. Io dico, vanno proprio allontanati dalla società, cioè non li devi lasciare a casa. Si facciano un po' di giorni di galera e poi ne parliamo. Mantenere l'equilibrio ma attaccando, perché se mantieni solo l'equilibrio è capace che loro te le fanno, quindi attenzione Spalletti sotto questo punto di vista. Prometto che prometto, prometto l'impegno, e su questo siamo alle banalità più assolute. La Juve col baricentro più basso potrebbe portare a un Raspadori alto a destra, domanda interessante di tattica. Spalletti la liquida veloce e dice sì, Raspadori può fare tutto perché è bravo a mettersi in tutte le zone del campo, quindi sì, non è un azzardo, però non se ne parla e non credo che Spalletti vorrà azzardare questa cosa qui. Al massimo io me lo posso aspettare un Raspadori in mediana, se proprio vuoi fare la scelta coraggiosa di andare poi ad attaccarli subito e fare addirittura il 4-2-3-1 camuffato. E poi, se non c'è lo spazio per Lobotka deve essere bravo a ritagliarselo e a prendere e a fare tutte quelle giravolte che di solito fa, no? Che lui fa tutte quelle piroette. E poi, quando non funziona il piano A, ecco, perché questa è la domanda poi di Claudio Vive, che non è a caso, che è l'unica che mi dà sempre un po' di soddisfazione a livello di domanda. Se non funziona il piano A con Lobotka, che magari così, e quasi sottintende una possibile risposta, nel senso fa il piano B qualche pallata, Spalletti prima cosa dice le sostituzioni. Quindi è come se tu volessi avere una sola idea e se non funziona la fai funzionare con i nuovi innesti che poi possono essere più freschi ed essere più veloci nel giro palla. Verticalizzazione quando salgono però, perché questa cosa non ce la dice esplicita Spalletti. Però si capisce bene da come descrive le azioni, perché dice se tu la dai all'indietro, diciamo nel giro palla torni al portiere, è lì che la squadra avversaria sale un po' e si crea quello spazio possibile che potrebbe attaccare Osi. Quando però le squadre ti vengono a pressare altissime, diciamo stile Atalanta, diciamo stile Juric, Verona e Torino, lì diventa pericoloso se la dai dietro al portiere, perché ti vengono a prendere, non riesci pulita poi a buttarla in avanti. Se la Juventus non ci attacca così ferocemente, che non dovrebbe farlo perché non è stato feroce l'Inter, non dovrebbe essere feroce la Juve che ci aspetterà un pochino, ecco che lì si potrebbe creare questa via di mezzo. Loro ti guardano, non ti attaccano tremendamente e dovrà essere importante Meret, magari con qualche rinvio. Dovranno essere bravi i terzini che avranno forse un po' più di spazio rispetto ai centrali che verranno attaccati centralmente, anche dal play loro, che arriverà ad attaccare Lobotka. E a questo punto io non lo dicono perché non se ne parla di formazione, ma possiamo azzardare e io mi giocherei Mario Rui subito, perché ha questo sinistro professoresco che potrebbe magari alzare la testa e lanciare in profondità qualcuno, lo stesso Kvara, Osimhen e così. Quindi ti giochi un Di Lorenzo, Kim, immaginiamolo recuperato, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui con Meret in porta. A centrocampo confermiamo anche Silo Bot, perché non puoi non confermarli, con il dubbio su Zielinski, su Elmas, su Ndombele, sull'eventuale Raspadori. Ecco, quel dubbio unico lì a centrocampo e vediamo chi sta meglio. Davanti Kvaratskhelia con Osimhen e a destra lì c'è l'altro dubbio. Giocartela con Politano che ha più palleggio e che ha più fase difensiva, o un Lozano che magari, ecco, se la difesa si scopre un attimo in profondità, perché a lui piace andare in profondità, giocarsela in questo modo con Politano poi dopo. Se giochi con Mario Rui che magari vuoi sbloccarla subito, perché loro se aspetti lo 0-0 poi entra la psicosi che loro ti fanno il gol all'ultimo minuto,
Potresti provare a essere un pochino, sai, Mario Rui Lozano. Ma l'ho buttata lì così. Da New York. No, non è da New York, è da Montego Bay in Giamaica. Le abitudini. Non perdiamo le abitudini a vincere. Iscrivetevi al canale, lasciate i like che vi siete dimenticati. Vai, vai.